Inaugurato ieri sera a Porto Empedocle un murales realizzato da Angelo Provenzano, un dono alla sua città d'origine con un forte valore simbolico. Vediamo. Dopo Camilleri, Porto Empedocle si arricchisce di un'altra opera di street art. Questa volta arriva San Calogero. San Calogero ma non è da solo. A realizzare questo murales è stato Angelo Provenzano e a donare il muro, che è in via Borsellino, è stato un privato empedoclino. Che cosa significa quest'opera e come nasce quest'idea? Il messaggio è molto semplice. Porto Empedocle è un porto di mare, ha sempre accolto le persone e deve comunque continuare ad accogliere. Questo è quello che deve passare principalmente. Descriviamo l'opera, c'è San Calogero ma ci sono anche tante altre persone. Allora, l'opera si raffigura San Calogero su un barcone di migranti. La particolarità del disegno è appunto quella che San Calogero ha una sua, diciamo, tridimensionalità, mentre i migranti non hanno un volto. Questo murales, questi migranti non avranno mai un volto fino a quando non considereremo queste persone come tali, ovvero esseri umani. Fino ad allora non avranno un volto e prometto che quando li riconosceremo come esseri umani tornerò a dipingere dei volti. Fede e tradizione si intrecciano quindi con quello che è il nuovo problema o la nuova visione distorta che gli empedoclini alcune volte hanno dei migranti, visto che Porto Empedocle è terra d'accoglienza. Sì, questo è come dire, gli empedoclini a volte magari non tutti pensano a ciò che avviene davanti alle nostre coste, perché una frase bella che ho sentito l'altro giorno è appunto ammiriamo, adoriamo una statua di legno e un santo, ma non riusciamo veramente ad aiutare un essere umano. Se ci pensiamo bene, sono la stessa cosa. San Calogero per noi ha fatto molto, noi ci crediamo. Allora seguiamo il messaggio e tutto quello che ci ha lasciato San Calogero. Ci sono altri progetti di questo genere, magari qualcun altro sceglierà, sposerà quest'idea di abbellire comunque Porto Empedocle con altri murales, altri lavori? Allora, devo dire che Porto Empedocle ha risposto in maniera positiva a questo murales e anche ai murales che sono stati realizzati precedentemente. Molti privati si sono messi a disposizione, mettendo a disposizione quindi dei nuovi muri per altre opere. Adesso non posso svelare niente, ma in un futuro prossimissimo sicuramente ci saranno altre opere da realizzare. Chi è Angelo Provenzano? Possiamo dire che è un ragazzo che a sua volta in un certo senso è migrato fuori, nel senso che Angelo Provenzano è empedoclino ma ormai vive al nord da qualche anno. Sì, vivo fuori, vivo a Cesena ormai da 7 anni e tornare per me è sempre una felicità. Quest'anno, proprio grazie all'associazione Mariterra, sono tornato con più voglia. Realizzare questo murales per me è stato molto importante, è stata la mia prima opera muraria, devo molto a questa associazione. Spero appunto in futuro di continuare a collaborare con loro e anche con altri privati. Ecco.